Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Ogni volta che leggo un libro che presentiamo, perché li leggo tutti, quando mi è piaciuto, non quando non mi è piaciuto, quando mi è piaciuto mi chiedo perché mi è piaciuto quel libro. O se qualcuno mi chiede perché ti è piaciuto, diciamo, mi auto pongo le domande. E allora mi sono data alcune risposte. Perché mi è piaciuto questo libro? Vabbè, potrebbe essere banale dirlo, perché si parla di Mariano Fortuny, un personaggio, voi sapete, molto particolare. Nel libro è definito così: pensava come un pittore, lavorava come un artigiano e disponeva dei poteri di un alchimista. Ovviamente una figura di questo tipo non può non affascinare. Ma un'altra ragione è che è ambientato a Venezia e Venezia viene descritta in alcuni luoghi che ritroviamo tali o quali, perché Venezia è rimasta immota in alcuni luoghi nei secoli, ma anche viene descritta una Venezia forse che noi non abbiamo mai conosciuto, perché è la Venezia dei primi decenni del 1900. Perché è un libro che lambisce personaggi un po' favolosi, dalla contessa Casati a Isadora Duncan, da D'Annunzio a Marinetti, financo a Proust. Tutti personaggi che girano intorno a Fortuny. E quindi anche il fatto di parlare di questi personaggi lo rende un libro particolare. Di Proust non so se si fossero davvero incontrati, ma certamente uno dei suoi vestiti viene citato nei romanzi dello scrittore francese. Ma non ci sono solo personaggi altolocati, ci sono anche persone del popolo, dell'epoca, importantissime, che costituivano quel tessuto produttivo, come le impiraresse, come le tabacchine. E quindi è tutta una società di cui forse abbiamo, come dire, perso consapevolezza, o forse che non è sempre stata molto attenzionata, perché noi ci rivolgiamo sempre alla Venezia della Serenissima e forse poco alla Venezia del Novecento e dei primi Novecento. Ma la bellezza di questo romanzo è che l'autrice, secondo me, ha saputo mescolare personaggi reali e personaggi di fantasia, facendoli, come dire, valorizzare gli uni con gli altri. Il protagonista del libro non è Mariano Fortuny, in realtà la protagonista è una ragazza giovane, muta, non si capisce, e ce lo dirà l'autrice, se per scelta o per necessità, che arriva a casa Fortuny, e da lì parte tutto. I personaggi immaginari, come la nostra ragazza, come Luz, servono a narrare quelli reali, e quelli reali servono a narrare quegli immaginari, e questo continuo fluire tra il reale e il non reale, secondo me, è una delle qualità del libro. Ad esempio, tutte e due, il reale e l'immaginario, sono alla ricerca del padre. Luz cercherà di capire qual è suo padre, e Mariano, come dire, si commisurerà con questo padre che gli psicologi definirebbero ingombrante, quale era Marial, il famoso pittore, per capire la sua morte. E su questo la nostra autrice gioca. Infatti ci sono anche delle tinte di giallo in questo libro. Insomma, ci si aspetta di andare a vedere alla fine per capire come questo giallo si svolgerà. E parlando di giallo, l'altra cosa importante del libro sono i colori che danno anche il titolo ai capitoli, e colori che la nostra Luz, che non può parlare, descrive.
e descrive come lei ritiene di vederli, di capirli. I colori sono importantissimi anche per un altro grande protagonista, che è il Delfos, cioè il vestito che crea Mariano Fortuny. Delfos che doveva essere di un certo colore perché doveva adattarsi a quella donna che lo aveva richiesto. E sul Delfos ci sono delle storie bellissime in questo libro su come veniva creato, del segreto che doveva rimanere nelle stanze dell'edificio. E finisco. Come il Delfos diventa protagonista anche il palazzo, che noi adesso chiamiamo Museo Fortuny, che in realtà era il Palazzo Pesaro degli Orfei al tempo della nostra storia, ma che anche lui ha un'anima. E molto spesso si anima per nascondere alcuni dei protagonisti agli altri, per esultare di gioia per alcuni eventi, per cercare di trattenere alcuni personaggi, ma poi per lasciarli andare. E quindi, diciamo, c'è una sorta di animismo anche delle cose mobili e immobili. Io ho cominciato a leggerlo, mi sono un po' spaventata dell'altezza del libro, ma insomma me lo sono divorato tutto e spero che lo farete anche voi. Quindi grazie alla nostra autrice, grazie ai relatori che saranno presenti. Lascio la parola al dottor Claudio Scarpa, presidente Centro Studi AVA. Io ringrazio la Presidente Magaraggia, tra le altre cose è stata bravissima nel delineare, ho capito, io devo ancora iniziare a leggerlo, devo dire la verità, sono sincero, ma è in fase, proprio l'ho messo in cima ai libri da leggere, quindi dopo quest'oggi inizierò immediatamente, ma già ha delineato, diciamo così, alcuni elementi importanti. Tra le cose bellissima questa figura di Mariano Fortuny Madrazo, che è stato per Venezia veramente un grandissimo intellettuale e ci ha regalato questo palazzo meraviglioso, questo museo meraviglioso. Io mi riservo un altro compito, nel senso che Annina, se mi consenti, la conosco da tanto tempo, è una persona meravigliosa e io la conosco sia personalmente, ma la conosco anche attraverso le parole di suo padre, che era un mio grandissimo amico. È stato più che un marito, più che un amico, è stato un maestro, direi. Ugo Samueli, la memoria passa velocemente, ma vorrei con voi ricordarlo per brevi momenti, perché è stata una persona veramente meravigliosa. Lo è stato per me perché mi ha insegnato tantissime cose, è stato lui ad assumermi come direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, ma io non sapevo nulla, venivo dal mondo della piccola industria, per cui mi ha insegnato tutto su quello che è il turismo, su quello che è Venezia, su quello che è il turismo a Venezia, un turismo che purtroppo non c'è più. Dicevo prima alla Presidente Magaraggia che leggendo l'elenco soci dell'Associazione Veneziana Albergatori vedo tanti nomi cinesi, statunitensi, lituani e via dicendo, e se dovessimo fare un'assemblea veramente plenaria dovremmo probabilmente fare una videoconferenza con San Francisco, Pechino, New York e via dicendo. Invece una volta era diverso. Ai tempi di Ugo il turismo, l'impresa turistica veneziana era veramente veneziana, i nomi erano veneziani, erano Samueli, Beggiato, Serandrei e tanti altri, Biasutti, che è qui presente quest'oggi con noi, e che ancora adesso gestiscono hotel, però si è sempre di più diminuita questa componente locale di questa impresa turistica, che è la principale per questa nostra città. Ma Ugo, vorrei ricordarlo, al di là dell'imprenditore, vorrei ricordare l'uomo, perché Ugo era una persona veramente con un carattere meraviglioso, non l'ho mai visto litigare con nessuno.
Quando si fa questo mestiere di solito ci si scontra, lui non cercava mai il momento di scontro, cercava sempre il momento di composizione degli interessi. C'è un punto, Ugo è sempre stato così, c'è un punto in cui ci si incontra, c'è un punto in cui si trova l'accordo, c'è un punto in cui si mantiene l'amicizia, e lui è sempre riuscito a trovarlo in qualsiasi situazione. Mai ha dato la prevalenza all'ira, mai ha dato la prevalenza all'interesse anche dell'associazione, anche all'interesse personale. Per lui la cosa più importante era l'interesse della città, e in questa ottica lui ha governato l'associazione per tanti anni. Dopo ha voluto cambiare perché sarebbe stato rieletto all'infinito. Ha voluto cambiare, ha voluto andare a dirigere una nuova esperienza, è andato a dirigere il centro congressi del Lido con ottimo successo, e poi purtroppo la malattia gli ha impedito di fare tante cose. Lui parlava sempre della sua famiglia, mi parlava di Annina, mi parlava delle difficoltà a volte quando facevi la squadra, no? Sceneggiatrice della squadra, di riuscire a entrare nei personaggi, perché non è facile, voglio dire, la polizia e le indagini giudiziarie sono qualcosa di molto particolare, che necessitano competenze, e quindi bisognava, per fare questi sceneggiati che scrivevi tu, Anna, bisognava riuscire a entrare nei personaggi, e quindi mi ricordo una volta abbiamo mobilitato la squadra mobile che si è messa a disposizione proprio per dare informazioni, per far capire qual è il loro mestiere, come funziona e via dicendo. E mi ricordo l'orgoglio che aveva anche per Davide quando aveva aperto una galleria proprio qui vicino, la galleria che sta qui in Campo San Fantine, che aveva avuto un grande successo. Poi invece Davide ha voluto seguire un po' le sue orme, per cui si è dato al mondo anche lui della ricettività, però è stato un grande successo, è stata una persona di grande intelligenza, e quindi lui era orgogliosissimo dei suoi figli, ne andava veramente orgoglioso, e ne aveva ragione, e aveva questa grandissima capacità, ripeto, di trasmettere una allegria, una capacità di andare avanti anche nelle situazioni a volte più difficili, e a volte, ripeto, lui si metteva dietro le spalle il fardello a volte di alcune. Non tutti sono persone educate, per cui alcune persone che l'educazione proprio non la conoscevano, lui le tralasciava, passava oltre, non aveva nessuna intenzione di creare fratture, e questo ha fatto di sì che sia sicuramente stato il più grande presidente che abbiamo avuto, ma non solo presidente, ma sicuramente un grande uomo per questa nostra città, un uomo che ci manca molto. E manca molto a tutti. Mi spiace non vedere Franca qui quest'oggi. Noi avevamo preso come abitudine quella di dare il premio Ugo Samueli a persone che avevano fatto qualcosa per questa città, e con una promessa che posso fare ad Anna, che riprenderemo questa, ora che sono un pensionato e faccio proprio questo, faccio il centro studi, quindi faccio cose diverse rispetto a prima, non mi occupo più di interessi particolari, ma mi occupo più di tutto ciò che può interagire con la città. Ecco, questo lo riprenderemo, il premio Ugo Samueli insieme a Franca, insieme a te, e purtroppo noi insieme a Davide, lo riprenderemo in mano e lo porteremo avanti con un prossimo premio verso qualcuno che veramente se lo merita. Grazie. Buonasera a tutti, sono un po' intimorito, lo confesso, perché mi sento dentro un cuore veneziano e quindi spero di essere all'altezza della ricchezza, della grandezza che qui in qualche modo è rappresentata. Ed è una felice occasione, perché questo libro, come è stato anticipato anche dalle parole che abbiamo ascoltato, è intriso di Venezia, ma non è solo un libro veneziano, questo lo vorrei dire subito, per dargli anche il respiro che deve avere. Quando si parla di un libro bisogna sempre trovare una porta d'accesso, e le porte possono essere tante, ovviamente. In questo libro le porte d'accesso sono tante, questo è uno dei pregi di questo libro. Ognuno ci può entrare e il libro gli dà la disponibilità ad essere percorso in modi che possono essere anche diversi, ma con una grande complicità, perché è un libro aperto, fatto di strati, fatto di piani che si intersecano, e sta al lettore molto lavorare sul ricongiungere, ricomporre questi elementi, questi piani narrativi che si intersecano. Quindi è affascinante da questo punto di vista, perché di un libro si può dire la storia e potremmo dare anche degli elementi. Adesso qualcuno è già stato accennato nell'intervento iniziale.
Ma il fascino di un libro sta non solo nella storia che racconta, ma nel come la racconta. E questo rende preziosa una scrittura, non semplicemente il resoconto di una serie di relazioni tra personaggi, sia pure affascinanti, ma il modo in cui io incastro le loro relazioni nel tempo e nello spazio. Ecco, questa è la grande partitura di questo libro. Naturalmente bisogna, in una storia ci sono dei cardini, non si può prescindere da questo, e quindi i personaggi che si incontrano nella storia ovviamente stanno all'interno di un sistema di relazioni fra di loro, e alcuni sono importanti, alcuni sono più importanti, ma anche qui non bisogna mai essere rigidi. I personaggi possono crescere anche laddove sembrano a volte accessori o anche superflui. Qui anche questa è un'altra suggestione di questo libro, perché questo è un libro molto affollato, ed è affollato appunto di personalità che entrano, anche questo, poi magari con Anna Samueli ne parleremo, ma entrano sempre in un modo coerente con la storia, non c'è mai quel vezzo, illustrativo di voler mettere quello piuttosto che quell'altro perché ho saputo che. No, è tutto coerente e profondamente costruito per dare vita a un organismo narrativo. Naturalmente c'è un perno, ogni libro parte da un perno, e qui il perno è questa ragazza muta, Luz, che parte e percorre un tragitto che la porterà a Venezia alla ricerca, è stato detto, del padre. La ricerca del padre è uno dei motivi profondi di questo racconto. Naturalmente ricerca del padre vuol dire ricerca delle origini, ma può voler dire anche qualche cosa in senso più lato, vuol dire anche domandarsi, interrogarsi sulla domanda fondamentale per la quale giriamo su questa palla tonda, cioè trovare una radice, trovare un fondamento, trovare un'identità, trovare uno spazio nella storia che ci è stato consegnato. Farlo con la costrizione delle vicende che pesano nella nostra vita, ma anche con la libertà che invece interferisce con la pesantezza, a volte la durezza del reale. E questo è Luz. Luz si trova a vivere esattamente su questo crinale, si trova a vivere con qualcosa che ha alle spalle, deve conquistarlo, deve riconoscerlo, e il suo viaggio a Venezia e la conoscenza, il rapporto con Mariano Fortuny sarà una chiave d'accesso a questo. Ma non è soltanto un rapporto tra Luz e Mariano Fortuny, ma è anche un rapporto tra Mariano Fortuny e Luz, ma poi questo rapporto, proprio in questo romanzo pieghevole, nel vero senso della parola, si dilata, si apre, perché Mariano Fortuny entra in questa storia con il suo presente straordinario, che è il presente del suo palazzo, il presente da mago atlante, da alchimista delle stoffe, che appunto fascinosamente ci porta in questo ambiente di creatività straordinaria, e al tempo stesso però nel suo presente si apre il passato. Nel suo presente, non lo sappiamo se si apre nel suo presente, si apre il passato, e il passato lo riporta al punto fondamentale anche per lui della radice da cui viene, e cioè anche lui il padre, un padre importante, un padre famoso, Maria Fortuny i Marsal, un grande pittore, e questo naturalmente che lui ha conosciuto pochissimo, perché il padre muore quando lui aveva 3 anni. Quindi tutto questo lo riporta a questa radice, e naturalmente questa radice potente che si sente di avere la vive come una fonte di ispirazione per un verso, ma anche come una costrizione tremenda, perché nasce il confronto inevitabilmente, e questo naturalmente lo porterà a mettere in discussione inevitabilmente se stesso. Quindi questi personaggi che ci sembrano, avere una collocazione, in realtà si mettono continuamente in discussione.
e vengono messi in discussione da se stessi e dagli incontri che si trovano ad avere. E la qualità della scrittura è di rendere questo movimento, questo spostamento progressivo che i personaggi hanno nella storia. Io non vi racconterò la storia, non vi racconterò nulla della storia da questo punto di vista, e però la qualità della scrittura, della successione dei piani narrativi è proprio quella di registrare questo spostamento che poi porta a un certo punto a farci interrogare esattamente sul titolo del libro, e cioè Il labirinto di seta, che richiama la seta, sì, la stoffa principe con cui si manifesta la meravigliosa abilità di costruzione di tessuti e di vestiti di Mariano Fortuny, ma al tempo stesso nel labirinto, che è un archetipo ovviamente del modo in cui l'umanità ha cercato di costruire una rappresentazione dell'indeterminatezza dello spazio e del tempo nel quale si trova e nella quale si trova a vivere. C'è una rappresentazione in qualche modo anche dell'architettura complessiva di questo libro, ma al tempo stesso del modo in cui i personaggi percepiscono il loro stare nello spazio e nel tempo nel quale si trovano ad agire. E allora io penso che poi quando si fanno le presentazioni dei libri è fondamentale che parlino anche e soprattutto chi ha scritto, perché la curiosità che nasce entrando in una cattedrale narrativa come questa è anche quella di capire intanto, perché il libro ha una grande struttura, una grande costruzione, come ho cercato di raccontare sinteticamente, ma quando si intraprende, credo, la scrittura di un libro, sono tante le suggestioni da cui si parte, ma prima che diventi un libro, e quindi, come dire, una costruzione che ha un suo equilibrio finale, una sua sistematizzazione, come il pittore che mette l'ultima tinta sul quadro e dice basta, l'ho finito, l'ho chiuso. Ecco. E se tornassimo invece all'inizio, ecco, da dove nasce, qual è la scintilla prima da cui parte il labirinto di seta? Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qui così numerosi, è una gioia, grazie per l'ospitalità all'Ateneo, per le parole per Ugo, che molti qui hanno conosciuto, grazie a Sonzogno, Marsilio, senza i quali non saremmo qui, e alla loro grande, grazie in particolare a Esther Mazzoni qui in prima fila, che senza la quale appunto non sarebbe stata così bello come è stato in effetti. All'inizio di tutta questa storia ovviamente c'è il palazzo, come molti di noi, io sono nata qua dietro, il palazzo era chiuso, Henrietta era ancora in vita quando abbiamo 2 anni in cui ogni tanto ho fantasticato addirittura di averla incontrata in passeggino, una vecchietta, insomma forse potevamo essersi incontrati, ma il palazzo è stato aperto al pubblico nel 75. Sì, in questi giorni è appunto Palazzo Fortuny, che è qui rappresentato da Cristina Daroit, conservatrice e anima di Palazzo Fortuny. Sì, mi prendo completamente non solo, insomma, vera anima di Palazzo Fortuny, festeggiano i 50 anni. Vera lavorante. Tra le operaie di adesso. L'ultima che conserva i segreti anch'essa. E quindi, prima ancora di entrare, naturalmente, come tutti noi, ritrovarsi a sfociare in Campo San Benedetto e vedere questo merletto di palazzo che suggeriva già qualche cosa al suo interno di particolare, ovviamente appena sono potuta entrare il fascino è aumentato. E ho avuto da subito l'impressione che fosse veramente un ambiente creato volontariamente da una persona che aveva costruito intorno a se stessa qualche cosa a propria immagine, e forse il luogo giusto dove dare concretezza alle proprie idee. Era sicuramente un creatore di quadri legato al colore moltissimo e di tessuti. È un palazzo vestito, è vestito con i suoi stessi tessuti, e particolarmente amato.
Come una matrioshka, ovviamente il palazzo è all'interno di Venezia e fa parte di Venezia, è la stessa, senza uno non c'è l'altro, ma all'interno la più piccola delle matrioshke che io avevo, che mi aveva colpito fin dall'inizio, era l'abito Delfos, che ho potuto vedere appunto da ragazzina, e credo proprio che mio padre mi abbia portato. Un abito che era l'archetipo degli abiti, una tunica, un sacco aperto sotto e con le fibbie sopra, plissettato, uguale per tutti i corpi, uguale per tutti. Veramente la prima, ma dotato di una plissettatura che anche prima di poterlo toccare e dopo addirittura indossare era chiaro che fosse la sua caratteristica, sia per come rifletteva la luce e per la sua capacità di gestione del colore, no? Il Delfos, fino a quando non li hanno poi cambiati, ma insomma è sempre lo stesso modello, è testardamente lo stesso modello, cambia solo il colore. Ora, io da piccola giocavo con la mia amica Claudia, credo l'abbiamo fatto in molti, il baule dei vestiti della mamma. E quindi tiravamo fuori i vestiti, che era la fine degli anni 60, quindi vestiti meravigliosi, tutti svolazzanti. E il vestito spesso cambiava a seconda della storia che volevamo raccontare o in qualche modo però determinava la storia. Quindi la volontà di cominciare a raccontare, a interessarmi della storia del Delfos è nata un po' da questa unione di suggestioni. Il Delfos era sicuramente ispirato all'Auriga di Delfi, la statua che era stata scoperta nel 94, credo, 96, 1894-96 a Delfi sotto un cumulo di macerie. L'Auriga, che tutti ricordate, era un maschio, era un giovane uomo che aveva sicuramente vittorioso, uscito da una vittoria e che indossava questa tunica lì ondulata in realtà, no? Perché il plissé non era di che c'era più egiziano, però insomma questa piega meravigliosa fatta a tubo e sicuramente ne parlavano tutti, meraviglioso con gli occhi di pietra e di pasta di vetro, le ciglia di rame come le labbra. Era una immagine vittoriosa, aveva sicuramente vinto, teneva in mano le briglie e sicuramente davanti doveva avere i cavalli che aveva portato alla vittoria. Tra l'altro nell'arte, tra gli atleti greci è l'unico vestito, di solito gareggiavano nudi, l'Auriga era l'unico vestito. Quindi e il nome stesso, no? Portava tutto in quella direzione, quindi se Mariano Fortuny aveva scelto quel nome e quel tipo di vestito, doveva esserci una ragione che a me suggeriva una certa utilizzo diverso del vestito. I vestiti, la moda, sappiamo benissimo, è un sistema di segni, ci vestiamo per dimostrare quello che vorremmo che gli altri pensassero, chi siamo, lo stato sociale, insomma, è una nostra biglietto da visita. Poi ci sono i costumi che ci fanno essere, come quelli di carnevale, qualcuno che non siamo per un po' di tempo. Il Delfos è stato creato per l'intimità e ovviamente questo all'inizio, no, dà subito un'idea di sensualità o di incontri privati, anche se dopo appunto la Marchesa Casati lo ha immediatamente portato in pubblico. Andava portato senza biancheria nel 1909. Quindi, il Delfos, no, tu mi confermi, non ha rivoluzionato la moda, non è stato Fortuny a liberare la donna dal corsetto. Io non credo che gli interessasse neppure questo. Lui era concentrato su questo,
che non era neanche un vestito, era una vera e propria opera d'arte, ma con un potere particolare sul corpo femminile e forse anche maschile, visto che però insomma noi ne conosciamo. Susan Sontag ha chiesto di essere sepolta col suo Delfos, rosso forse, non mi ricordo più, rosso, il colore è importante. Abito per l'intimità, ma quello che ha suggerito a me è intimità, forse anche l'intimità con se stesso, e quindi forse un abito che poteva non essere l'abito alla moda che ti presenta all'esterno, non la maschera che ti fa essere qualcos'altro, ma forse utilizzando, no, seguendo la traccia del motto del tempio di Apollo a Delfi, conosci te stesso, che poi è stato potrebbe, no, con Nietzsche, eccetera, insomma, diventa te stesso. E quindi mi era piaciuta l'idea che potesse avere un potere in qualche maniera di far uscire, indossandolo, quello che uno è veramente. E questo mi ha suggerito ovviamente come dire, studiando la storia dei personaggi che erano intorno al Delfos e di Mariano Fortuny e di quella che poi diventò sua moglie, perché la sposò appunto Henriette Negrand, arriva a Venezia nel 1902 e crolla il campanile, proprio arriva la sera, crolla il campanile e lui non la sposa. Non la sposa fino al 22. 24. Al 24. Sì. Quindi aspetta 22 anni, sì, aspetta 22 anni. Perché non la sposa? Non hanno figli e lavorano insieme, sono una coppia eccezionale, sono una coppia non solo chiaramente, no, come dicevi Cristina ha tenuto una conferenza bellissima su Henriette ieri a Palazzo Fortuny e come tu dicevi lui fotografa Henriette da quando la conosce, ci sono continuamente, incessantemente sì. Da quando è giovanissima fino a quando lui se ne va per primo, muore per primo. Un amore evidente, bellissima, lei, un amore chiaramente fisico, di coppia, e però anche una collaborazione professionale e artistica difficile anche lì da concepire per quegli anni e questo mi ha molto stuzzicato e quindi mi sono poi permessa di immaginarmi come poteva essere il rapporto tra due persone di questo genere, così diverse, e di immaginare poi la storia di Henriette che non conosciamo naturalmente, tradendo probabilmente quello che era stato, ma interpretando, diciamo, le tracce che avevo potuto seguire. Per esempio, per Henriette mi era venuto subito in mente, no, la coppia, erano i due Curie, no? Marie Curie e Pierre Curie, e quando un giornalista ha chiesto un giorno a lei cosa si prova a essere moglie, aver sposato un genio, lei ha detto non lo so, chiedetemelo a mio marito. E doveva essere, no, dalle lettere successive, sì. Da come lei si è comportata, poteva esserci anche una cosa simile. Mariano Fortuny, che era ossessionato dalla paura di essere plagiato e quindi correva a Parigi a brevettare qualsiasi cosa facesse, e ne faceva di qualsiasi tipo, dai colori a tempera, insomma, poi sarà Cristina, aveva messo il Delfos a nome, aveva brevettato il Delfos a nome di Henriette. Il Delfos è di Henriette. Henriette dice di aver creato il Delfos. In che senso? Perché facile, creare il Delfos non è certo il design, la piega, come si crea quella piega.
Allora, e da lì niente, sono entrata nel tempo che avevo nel lavoro in questo labirinto intorno alla piega. Sono immediatamente andata a rompere le scatole a Cristina, che mi ha molto aiutato, e poi ho avuto la grande fortuna, grazie a degli amici comuni che sono anche presenti in sala, di poter parlare con la dottoressa Davanzopoli, Doretta Davanzopoli, che tutti ricorderete, grande specialista. E abbiamo passato un pomeriggio insieme, unite dalla stessa ossessione, credo, durante la quale io ho tentato in tutti i modi di farmi spiegare come, o se ci fosse, se fosse stato svelato tecnicamente il metodo di fabbricazione della piega. Così non era. La dottoressa Davanzopoli mi ha dato tantissime informazioni. E mi ha parlato per esempio di aver intervistato l'ultima operaia che era ancora viva, avendo tentato in tutti i modi, anziana ovviamente, di farsi spiegare quale fosse la lavorazione, e non ci fu nulla da fare. Ma questo a me ha dato, no, l'idea che un'anziana signora, un'operaia, non parlasse con tutti già morti e non dicesse una cosa che l'avrebbe magari resa protagonista di qualcosa, no? Un'omertà, una complicità, mi ha dato un'idea di quello che doveva essere lavorare lì, quest'uomo con tutte queste donne intorno che evidentemente si sentivano molto coinvolte, non erano solo delle operaie, erano coinvolte in un progetto artistico, forse un po' magico, che loro sentivano esclusivo e che avrebbero difeso fino alla fine. Allora, Borges dice: la soluzione del mistero è sempre inferiore al mistero, e così è così è giusto che sia. Quindi poi a me non interessava sapere quale fosse effettivamente la soluzione, la cosa, e seguendo alcune cose ho cercato perlomeno di mettere in scena come una coppia. Loro non hanno avuto figli, è chiaro che tutti i loro prodotti, i loro modelli erano loro, no? Creazioni comuni, ma soprattutto il Delfos. Dopodiché appunto ho tentato, presa da questa fascinazione per la piega, che è il momento di silenzio tra le parole, che è la sospensione, che non è il vuoto, no? Proprio vuoto, dove possono entrare i ricordi, certe versioni dei fatti, e uscirne in maniera diversa. Ma il vuoto non è esattamente vuoto, il silenzio non è esattamente silenzio. Un po' mi ha guidato quest'idea, non so quanti di voi tentano di fare meditazione. Durante la meditazione, per me è difficilissimo, ma molto, ti dicono non devi pensare. Ma già il pensare di non pensare è un pensiero in qualche modo. Invece c'è un momento che chiamano il momento d'oro, in cui tu riesci a non pensare perché ti osservi nel momento in cui sei sospeso. In quel momento possono arrivare dei cambiamenti, non rivelazioni, o forse sì a volte, ma dei cambiamenti. In quel momento tutto si sospende. Un abito fatto in quel modo, un abito nel quale si può scivolare con la vista, con il tatto, si può scivolare fisicamente all'interno, mi ha dato voglia di raccontare delle storie che avessero una ricerca. Il protagonista, che è Mariano Fortuny, incontra la protagonista fittizia, e da lì nascono appunto delle domande, non troppo gialle, perché non amava molto il giallo Fortuny, quindi non bisogna dire giallo, non gli piaceva molto. Ho cercato di legare, insomma, io credo quando si scrive, lo sapete tutti, bisogna osservare, e dopo essere pronti a interpretare, a tradire, a immedesimarsi. È come i puntini, credo, di
era chiaro, io non volevo fare, non mi sarei mai permessa di fare una biografia romanzata, volevo esprimere quello che vi avevo, il fascino della piega del Delfos, usando delle storie che erano intorno ai fortuni. E ho avuto bisogno di inserire, quindi di chiamare come dire, in soccorso tutti i personaggi reali che sono intorno, che a me interessavano di più intorno ai fortuni, e invece aggiungervi appunto dei personaggi fittizi, tra cui appunto soprattutto quello della ragazza sedicenne che ha vissuto un forte trauma e ha perso la parola, ma non solo per quello, non è incapace di parlare, ma insomma sappiamo, no? Le cose cambiano a seconda di come noi le nominiamo o ne parliamo, il mondo cambia a seconda di come noi lo possiamo. Quello che quel personaggio ha fatto è stato ha perso un'immagine nominabile del mondo, quindi sta cercando un nuovo linguaggio. E per una strana ragione si ritrova a Palazzo Fortuny. Lei non sa perché, il chiedersi perché le darà una serie di risposte. Nello stesso tempo Mariano Fortuny si interroga sul suo grande padre, un pittore straordinario. Dicevo prima, ci sono state delle volte che ho tentato di allontanarmi da questa storia così, che mi stava prendendo sempre di più, e sono finita invece per caso a Madrid, dove c'era il Prado dava esponeva una personale dei dipinti di Maria Fortuny, i Marsal, che io avevo visto in riproduzioni soprattutto, eccezionale, non solo per la fattura ma per la diversità della sua produzione. Adesso non stiamo a cosa, insomma è entrato il personaggio di Fortuny, padre, morto appunto quando suo figlio era molto piccolo, 3-4 anni, che ovviamente ha pesato molto, era molto famoso, è morto a 36 anni, lui supera l'età in cui suo padre è morto durante il libro, che comincia nel 1909 e finisce nel 13, quella è l'età. Quindi insomma Mariano Fortuny cerca di costruire un abito che rende se stessi, forse, e nello stesso tempo cerca una relazione effettiva con il proprio padre, che è soprattutto un creatore. E per adesso mi fermo e sui due Maria, che avevano lo stesso nome peraltro tutti e due, Mariano Fortuny, chiedo l'intervento. Mariano Fortuny Marsal, Mariano Fortuny Madrazo, cosa che non crea pochi problemi nelle relazioni soprattutto con la Spagna. Esatto. Sì. Emergono con una vividezza incredibile nel tuo romanzo che devo confessare quando ho iniziato la lettura, prima di approcciarmi a questa lettura ero confesso un po' timorosa, nel senso che nel momento in cui si vanno ad intrecciare dati storici e invenzione, sono operazioni che sono operazioni delicate e a volte possono essere pericolose, quindi ovviamente il mio punto di vista era quello di storica, di archivista, basato su quelle che sono le nozioni, no? Gli studi provenienti da quelli che sono gli archivi del museo. Iniziata la lettura e tolta dunque questa veste, l'immersione è stata completa, l'immersione è stata totale. È un romanzo appassionante, avvincente e passatemi il termine, è una narrazione che trovo, possiamo dire, sensoriale, nel senso che tu leggendo, è come entrare in una sala cinematografica. Il fatto di riuscire con la narrazione, con la scrittura a stimolare il senso, parlo ad esempio
dell'udito. Ecco, io sentivo il fruscio delle stoffe, sentivo il rumore degli strumenti, gli odori, assaporare, sentire l'odore della pittura, della materia, e questo insomma mi sembra una cosa piuttosto rara e forte. La cosa, ecco, sì, emerge la figura di Mariano Fortuny, che fu appunto, come già detto, definito in molti modi mago, alchimista, inventore, artigiano. Fu uno sperimentatore incredibile, fu un visionario, fu uno studioso infaticabile, che, lo sappiamo, applicò la propria creatività, il proprio ingegno in una moltitudine di campi artistici: pittura, incisione, fotografia, appunto, stampa su tessuto, moda, illuminotecnica, scenotecnica, decorazione di interni, design, luce. Definito appunto Leonardo da Vinci dei tempi moderni proprio per questa sua creatività che si sviluppa in un connubio straordinario fra arte e scienza. Non solo, Mariano ha anche in qualche modo già, possiamo dire, uno spirito imprenditoriale, perché appunto deposita i brevetti, crea dei marchi per la commercializzazione dei suoi prodotti. Accanto a lui Henriette per molto tempo, e questo mi piace come emerge nel romanzo, ecco, Henriette vista in passato per molto tempo semplicemente come la musa, la compagna di vita di Mariano, non solo, compagna nel lavoro, compagna nell'arte, ma attenzione, lei stessa inventrice, lei stessa creatrice, appunto il Delfos che è questo abito, assieme a tante altre creazioni Fortuny e tessuti stampati, che rendono il marchio Fortuny famoso in tutto il mondo. Questo marchio, l'abbiamo visto ieri, che io definisco Made in Italy ante litteram, proprio perché il Delfos è marchiato all'interno con una dicitura, siamo appunto agli inizi del Novecento, 1905-1909, una dicitura in cui viene esplicitato che il prodotto è stato realizzato a Venezia, in Italia, Made in Italy. Anche se di Made in Italy erano uno spagnolo e una francese. Uno spagnolo ed una francese. Quindi il vero Made in esatto. Italy erano le operaie, erano e loro. Questo, Però, e poi Venezia, naturalmente. Assolutamente. Certo. E quindi ecco, il fatto di riuscire a far emergere il ruolo di Henriette, ma soprattutto non solo il ruolo appunto di inventrice, di creatrice, ma quello che fu il suo ruolo determinante, proprio il ruolo primario nell'ambito dell'atelier tessile, nel senso che era Henriette che dirigeva le maestranze, che dirigeva il lavoro delle operaie, l'organizzazione della fabbrica, perché parliamo di una vera e propria fabbrica. Il primo atelier per la stampa su tessuto viene installato all'ultimo piano di Palazzo Pesaro degli Orfei, nel giro di pochi anni verrà ad occupare 2 interi piani e pensate, lavoravano ben 100 lavoranti, più di 100 lavoranti, e devo dire che una delle cose più è bello lavorare in un museo, è bello poter collaborare, fare ricerca, collaborare con studiosi, con archivi internazionali, lavoriamo con il Metropolitan, con il Victoria and Albert, con il Museo del Prado, ma la cosa più, personalmente, che più emoziona, che più mi rende felice in questo lavoro è quando ancora oggi i nipoti, i figli, pochi, o i nipoti dei lavoranti dell'atelier tessile bussano alla porta e cercano quei luoghi in cui sono passati, in cui hanno vissuto e di cui cercano, ecco, quegli odori, quei profumi. E cercano le immagini nei nostri archivi, le immagini, se ancora, ecco, e questo ecco, fa sì che questo palazzo, nonostante le trasformazioni, le vicende, sia sempre ancora casa dei veneziani. Fortuny parlava veneziano?
francese e veneziano. Meglio dell'italiano. Sì, assolutamente. Meglio dell'italiano, sì. E perché ecco mi sono soffermata su questa cosa delle lavoranti? Perché come dicevamo prima, ecco, emerge un altro personaggio che è appunto il palazzo. E quando ho letto il libro di Anna mi è venuta una delle prime, così, l'associazione che ho fatto, la cosa che mi è venuta in mente, una frase di Mariano dell'inizio Novecento, parliamo del 1911 perché è un articolo dell'Illustration, una lettera che lui scrive a Lavedan, e lui dice: guardate l'influenza dei muri e quale importanza essi hanno avuto nella mia vita. Dice: è in questo palazzo che io ho trovato e sviluppato il mio teatro di luci, il mio cielo, le impressioni delle mie stoffe. Io credo nei muri, e quando, ecco, al visitatore, a chi entra a Palazzo Fortuny, io dico: sì, prendete il tempo, spegnete, prendete il tempo e ascoltate, perché quelle pareti, quei muri parlano, è una storia che continua a vivere lì ogni giorno, quindi non solo da leggere, non solo da raccontare, ma da respirare, come insomma ci apre la strada, nel senso in cui ci apre la strada questo romanzo. Ecco, questo. Ed è esattamente, io la ringrazio tantissimo, no? È un po' come dire, che a lei vibri qualcosa, quello che io ho riportato qui è molto importante, perché io ho fatto un lavoro inverso. Ho cercato, come nella settimana enigmistica, che ti fanno unire i puntini, però una volta uniti i puntini ci vuole un disegno, no? Quindi io avevo dei puntini, suggestioni, i quadri, tantissimi, ci sono molti quadri citati, le fotografie, quadri particolari che io leggevo in un certo modo e mi chiedevo perché questa scelta, perché certe espressioni nelle fotografie, soprattutto quelle di Henriette, che mi hanno suggerito una vita molto molto piena, no? Prima e anche dopo, ovviamente. Oppure alla Biblioteca Marciana, il fondo Fortuny e Mariotti, fantastico, sì. E lì un faldone pieno di appunti disordinati di Mariano Fortuny a diverse sue età, e non era mio compito naturalmente decifrare. Non so se siano state poi adesso catalogate o sistemate. C'è un inventario generale, di più, perché lì erano consultabile. Veramente, a un certo punto è saltata fuori una cosa di D'Annunzio, scritta un foglietto, certo, di D'Annunzio. Era bellissimo, ma più che studiare e decriptare questi, sistemarli, è stato bellissimo immergersi proprio nella scrittura, questa scrittura che era tutta piegata verso destra, che chiaramente in francese, e che chiaramente apparteneva a un uomo a diversi stadi della sua vita, e che appuntava di tutto, indecifrabile, ve lo dico. Per chi volesse approcciarsi, sappiate, chi volesse provarci, esatto, una cosa del genere. Però era bella la scrittura, era proprio bello, ti dava l'idea, dava un segnale, dava un puntino ben chiaro di come poteva essere lui. E quindi appunto seguendo e cercando di unire puntini mi sono permessa anche di chiedermi e cercare di mettere in scena un suo incontro, che sicuramente deve essere avvenuto con un mostro sacro come Marcel Proust. Mariano Fortuny è uno dei pochissimi, forse l'unico nome vero della recherche, che tutti sapete, la recherche che è il labirinto per eccellenza dell'invenzione narrativa. Impossibile, non c'era traccia da nessuna parte del fatto che si fossero incontrati.
Albertine, quando lascia il narratore, indossa un manto Fortuny e lo lascia. Impossibile che non si fossero conosciuti, non ce l'ho fatta e ho cercato di ricostruire o di inventare o di mettere in scena il momento in cui Marcel Proust si reca perché poi si erano conosciuti, è sempre lì il discorso, perché non dire che si erano conosciuti? Avevano anche un parente in comune, impossibile, era la stessa, c'era Reinaldo Hahn che era in comune, impossibile che non si fossero incontrati, impossibile che Proust non avesse comprato da lui invece che nel negozio di Parigi, perché nasconderlo? Allora uno si dà delle risposte, investiga e in qualche modo si permette di dare delle risposte. Ecco, io altrimenti lasciamo muto Guido. No, io, come dire, quando due signore parlano fra di loro sono intimorito e ascolto con grande attenzione e preoccupazione quando mi ridanno la parola. No, ma avete detto tante cose, le parole, i colori, i vestiti, il Delfos. Allora io mi sento, prima di chiedere ancora alcune cose ad Anna, di dire anche una suggestione che ho sentito molto forte, anche per il tipo di curiosità che io ho nei confronti di quello che leggo. Ma questa cosa della piega mi ha veramente affascinato, perché in questo libro, come ho accennato all'inizio, la piega non è solo l'oggetto, ma è proprio il soggetto. Questo libro è una piega e la piega, detto molto banalmente, molto semplicisticamente, noi ci raffiguriamo la vita come una bellissima superficie dove c'è una direzione lineare, c'è una geometria euclidea. In realtà la vita non è affatto così, la vita è fatta proprio di pieghe. E le pieghe possono essere le più varie e le più diverse e non hanno, come dire, un colore morale, etico di per sé, non sono giuste o ingiuste, no, sono giuste e ingiuste al tempo stesso, non sono né buone né cattive, anzi sono buone e cattive. Questi sono i nomi con cui noi, le parole con cui cerchiamo di dirle, le pieghe nelle quali ci troviamo. Ma forse l'ambizione segreta di questo romanzo, che poi si intitola Labirinto, è quello di raggiungere un punto di vista, e forse alla fine andando avanti ve ne accorgerete, da cui guardarlo questo mare di pieghe, perché i personaggi Henriette, Mariano e Lutz stanno in questo mare di pieghe e ognuno cerca di capire come la sua piega si incastra con la piega degli altri, e questo credo che sia l'elemento più affascinante di questa storia, aggiunto al fatto che appunto la piega non è semplicemente, come dire, una sorta di mare nel quale questo romanzo si muove, ma è anche esemplificata da questa ambizione, ossessione che Mariano Fortuny ha della piega. Il Delfos diventa per lui un modo di vestire l'anima di una donna, ma queste pieghe che racchiudono, accompagnano la silhouette di un corpo e la ricreano, la rigenerano, gli ridanno un respiro che va al di là del fatto semplice del ruolo che ha un vestito, che è quello di coprirsi o di servire a dimostrare agli altri quello che sono, è invece un vestito a rovescio, cioè le pieghe che questo vestito espone agli altri sono le pieghe che stanno nel corpo che è ricoperto esattamente da quelle pieghe. Quindi questo è il gioco poi profondo di Mariano Fortuny, che ha inseguito questa ossessivamente, no? Questo secretum che lui ha perseguito e che il libro sfiora. C'è un segreto, ma noi non lo sappiamo qual è questo segreto, e però c'è l'oggettività del fatto che c'è della piega. La piega c'è, la piega ce l'ha lasciata. Allora io però vorrei anche, alcune cose le avete già dette, Proust, D'Annunzio,
Però c'è anche un modo nella scrittura di Anna che è molto interessante, perché lei ha parlato dei quadri di Mariano, di Maria Fortuny, e questi quadri sono molto presenti nel racconto, anzi diventano delle chiavi di racconto e vengono anche descritti per certi versi. Allora volevo capire in che modo la scrittura in questo caso aveva tentato, mette dentro questi quadri ma non li rappresenta semplicemente, no? Diventano degli elementi del racconto questi quadri, sono in qualche modo dei piccoli enigmi che vengono messi lì e poi lasciati all'incastro della storia di scioglierli. No, sono come io, avvicinandomi appunto soprattutto a Maria Padre e deliziandomi con i suoi quadri, ho trovato la sua produzione era, poi magari leggiamo un pezzettino, era proprio divisa tra delle quadri che avevano avuto molto fortuna, quadri di genere, di scene di matrimonio molto cesellate, perfette, con una maestria tecnica incredibile, e delle opere molto violente che avevano sempre un mondo arabo come decapitazioni, bambini strangolati, bellissime, meravigliose, molti cadaveri, ed era chiaramente un uomo con due e usava appunto, era chiaramente probabilmente mi chiedo io quanto alla ricerca forse per andare incontro al mercato aveva in qualche maniera tradito quello che voleva, che sentiva veramente negli ultimi parti della sua vita. Aveva solo 36 anni e muore l'anno in cui gli impressionisti dopo pochi mesi fanno la loro prima catastrofica prima mostra a Parigi. Lui non ha più forma, ha abbandonato completamente, ha già abbandonato la forma, sono a volte lampi di colore, non si riesce a ricostruire quella che è la forma, e siamo appunto nel 74, 1874, chissà cosa avrebbe fatto, no? Il 36enne per rispondere di Maria Fortuny non avevo che alcuni quadri, anche quadri molto sensuali, che secondo me appunto davano delle tracce in un'altra direzione, e tutti questi li ho inseriti nel racconto, li ho usati nel racconto come ho usato appunto la scrittura di Maria o le fotografie che Mariano aveva fatto ad Henriette. Ecco, questo talento del padre che pesa sul figlio poi ci porta a un tema che credo sia un po' al centro anche questo del racconto, cioè la creatività, il tema della creatività che Fortuny vive in modo molto contraddittorio, perché le sue creazioni sono inimitabili, lui non è sta vivendo nel bordo in cui arriva all'epoca della riproducibilità tecnica e quindi si trova di fronte a un dilemma che ci riguarda ancora oggi, insomma, no? Cioè l'unicità, l'aura dell'opera di contro alla produzione seriale, e lui si trova proprio su questo confine e deve anche decidere, per certi versi, deve prendere delle decisioni su come orientare. E questo comporta ovviamente delle scelte e forse comporta anche un conflitto personale con se stesso, perché significa affrontare in termini di libertà e di condizionamento la sua ispirazione profonda. Ecco, c'è anche, mi pare che sia un aspetto sostanziale. Insomma, sì, io questo quasi racconto. lo giro a Cristina questo. No, Vada. non lo giro a Cristina. Prima per chiudere, anche perché senza raccontare nulla, però Mariano si confronta non solo con una creatività di tipo industriale, si confronta con la sua personale creatività. Sì, certo, perché era stato instradato, la madre di Mariano era una madrasso, grande famiglia di intellettuali, era stato di pittori, il
papà di Cecilia de Madrasso era stato il direttore del Prado, quindi lui era entrato, veniva da una famiglia fortemente, insomma, di aristocrazia della pittura spagnola, e ovviamente quello che era a lui richiesto era di replicare o perlomeno provare a avvicinarsi naturalmente nel settore del padre, nella pittura. Lo ha fatto, ci ha provato, ha fatto delle cose che però insomma non era quello, diciamo. No, l'ha praticato, è vero, lui stesso continuerà fino alla fine dei suoi giorni, lui dirà sì, io nella mia vita ho fatto tante altre cose, ma di fatto sono un pittore, nasco pittore e continuo ad essere un pittore. La pittura la pratica per tutta la vita, però come una sorta di esercizio comunque funzionale ad altre arti, quindi gli studi sui pigmenti, sulla materia pittorica, però ad esempio in funzione della stampa su tessuto, oppure la creazione, no, di determinate composizioni in funzione delle scenografie, quindi sempre in funzione di qualche altro. Lui sì, quindi anticipatore pioniere in moltissimi campi, ma appunto non nella pittura, in altro. A volte io stessa penso che abbia sì voluto cimentare, non so, lasciare la pittura come una cosa, perché il padre, vabbè, è considerato il più grande pittore incisore spagnolo dell'Ottocento, con Goya, dopo Goya. Aveva un tratto, una pittura di una modernità scioccante, potrei dire, no? Quindi quello che dici tu, come ha anticipato. È vero che, ecco, Fortuny la pittura poi sulla questione della riproducibilità, è vero che anche tu, Anna, dicevi prima, l'abito Delfos ha quel modello, però che sia il Knossos, il velo, quel velo di seta che è la prima creazione dell'atelier Fortuny, che poteva essere indossato appunto come una specie di scialle, un copricapo, un avvolto attorno al corpo, il Delfos, ma in realtà non ce n'è. Tutti gli altri capi dell'atelier Fortuny, che siano caftani, che siano tuniche, che siano altri costumi, mantelli, ecco, non ce n'è uno uguale all'altro, e anche nel momento in cui cambia la piccola piega, cambia l'inserimento della perlina, cambia il colore, questo colore cangiante, che sia il velluto di seta stampato, che sia la seta plissettata, ecco l'elemento appunto quello che dicevamo ieri, no? L'eternità, il fatto di muoversi nell'alveo in qualche modo della bellezza eterna, senza tempo, però nella temporalità, quindi l'impermanenza del movimento. Un abito fatto per il movimento del corpo è l'impermanenza della luce, è la luce, no? Il cambiamento. Quello che fa Fortuny anche nel momento in cui viene realizzato fondato lo stabilimento per la produzione di cotoni stampati sull'isola della Giudecca, che ancora esiste, ancora produce appunto cotoni, ecco, lo dice sì, ecco, in quel caso lui inserisce, rispetto a quelli che sono i procedimenti completamente manuali, artigianali, che continuano ad essere realizzati a Palazzo Pesaro degli Orfei, nel caso della Giudecca dell'isola Giudecca viene introdotto un sistema di tipo semi-industriale, meccanico, con dei macchinari ovviamente progettati da lui, creati da lui, però lui sempre sottolinea, ma senza mai dimenticare l'aspetto dell'artigianalità, nel senso che anche in quel caso ogni singolo cotone veniva comunque poi trattato manualmente con tinture, passaggi particolari, insomma tutta una serie di tecniche che non stiamo qui adesso ad elencare. Infatti c'è Stucchi è uno, sì, appunto, perché è stato in quegli anni in cui appunto doveva decidere se
continuare un'artigianalità di altissimo C'è Stucchi poi, livello. no? Appunto, Stucchi, sì. c'è Appena Stucchi, detto. Stucchi padre e Stucchi figlio che Esatto. entrano nella storia e fanno delle offerte precise a Mariano Fortuny, che lui peraltro, no, non lo sappiamo, lasciamo in sospeso anche il dialogo tra gli Stucchi e Mariano Fortuny, però volevo aggiungere anche un altro elemento che dà il senso anche della ricchezza del racconto e del modo in cui viene raccontata Venezia, perché c'è la storia alta, c'è D'Annunzio, c'è Proust, ci sono questa clientela aristocratica, elegante, di bellezza, ma c'è anche accanto a questo c'è la Venezia popolare, la Venezia della quotidianità del lavoro, dei lavori, e qui entrano questi personaggi, anche per me questi straordinari e curiosissimi, delle impiraresse. Ce le devi raccontare queste impiraresse? Non so chi l'aveva a casa, i miei avevano un disco, si chiamava, Siamo tutte impiraresse, ecco, era meravigliosa, quindi io da piccola ascoltavo questo inno delle impiraresse, tostissime, erano dopo ho scoperto protagoniste delle prime rivolte operaie a Venezia. Ed era difficile, che terminava la canzone con "perché chi impira Garazon", quindi era fantastico, molto femminile. Andare a capire esattamente che cosa volesse dire impirare e capire questi aghi incredibili che loro tenevano un po' mani di forbici, no? Infilando in vassoi di perline colorate per infilarli e poi creare, ma voi lo sapete tutti, le conterie, e non ho resistito, le perline mi servivano per naturalmente anche il peso del Delfos e per i colori, ma l'idea di poter dar voce alla parte barghiera non esisteva, no? Era una Venezia popolare abitata da donne operaie, le uniche che lavoravano davanti a casa loro, a gambe larghe con i bambini intorno e raccontandosi storie. Erano le impiraresse, personaggi fantastici che c'entrano molto anche con i colori che avevano grande. E quindi sì, ho inserito... Poi partecipano attivamente nel racconto, non sono soltanto un fondale. No, certo, anche quindi diamo vita alle impiraresse, non le ricordiamo soltanto, e questa è anche una delle qualità del racconto, cioè quello di tenere insieme mondi apparentemente lontani e separati, invece fortemente connessi poi l'uno con l'altro. Io avevo una curiosità anche nei confronti di Cristina, perché questo libro è un'immersione in un palazzo anche tra le tante cose, insomma. È un'immersione in questo palazzo, i diversi piani, perché poi c'è questa sorta di gerarchia degli spazi, per cui più si sale, più si entra in una sorta di sancta sanctorum a cui possono accedere pochissimi, e lassù c'è poi lui, che insomma è il grande mago degli Orfei, oltre che dei Fortuny, ovviamente. Allora, lei che ha... Il mio vicino mago, Tumiati, scrisse, ora non ne dubito più. Il fatto di vivere quotidianamente dentro questo palazzo, no? Che ieri siamo andati ad ascoltare la conferenza su Henriette, il fatto di viverci quotidianamente, insomma, no? Questo palazzo non è semplicemente un palazzo, come diceva Hume, il palazzo è le pietre, ma le pietre parlano. Ecco, mettere insieme la suggestione di un libro che in qualche modo ci riporta ad un presente passato, no? Gli ridà vita in qualche modo, ecco, rispetto al fatto poi reale, concreto, di vivere là dentro tutti i giorni. Com'è vivere accanto a Mariano Fortuny tutti i giorni? Una continua scoperta. Tragico anche, devo dire. Quando trovai qualche anno fa il brevetto per un sistema di propulsione navale, lo chiusi e dissi va bene, no, anche questo.
No, era quello che dicevo appunto prima, il fatto di sentire, no, l'odore, il respiro in questo romanzo, ed è quello che io invito a fare, è perdersi, fermarsi ad ascoltare quelle mura, appunto. Non so, per me è stata una specie di folgorazione entrare in quel posto. Adesso non vorrei neanche entrare troppo, però posso portare proprio l'esperienza personale di un momento della mia esistenza un po' particolare, e trovai lì la pace, la calma. È non tanto questo, ma grazie a quel palazzo, grazie a quel sentore, ecco, io sono rimasta in questa città, a Venezia, che era forse l'ultima città in cui avrei pensato poi di trascorrere, paradossalmente, nella sua bellezza, nella sua straordinarietà, una vita un po' da nomade, e qui mi fermai in quel palazzo, e quindi in Venezia. E non lo so, io la vivo, per me è un'abitazione, è una casa, e quando io sento, e questa era poi anche, è vero che c'era questo spazio riservato del lavoro, però anche una grande accoglienza dei coniugi Fortuny, vengono ricordati come delle persone, lo sappiamo, lo vediamo dalle fotografie. L'abitazione privata era poi, gli spazi privati erano veramente molto ridotti, era tutto dedicato all'attività lavoratoriale, alla creatività, e loro vivevano in modo molto semplice, in modo come si può dire, aiutami, tu che sei scrittrice. È quello quando ho chiesto dove erano, no? Lei è stata gentilissima, mi ha mostrato dei laboratori fotografici che sono anche chiusi, no? Sì. Esatto, li ho visti. Dove erano gli appartamenti privati, dove dormivano, e in realtà era la parte che poi è stata più modernizzata e abilitata a ufficio, no? Perché è stata poi, sono gli spazi che sono stati destinati a depositi, esatto. Sì, questo ancora negli anni che li ho anche immaginati. Però ci sono no? ancora questi spazi che sono rimasti completamente intatti, tipo la camera oscura, dove forse, ora non ricordo se siamo stati, che forse un giorno riusciremo poi a rendere accessibile. Quello che siamo riusciti a rendere relativamente accessibile è quello che io chiamo sempre un po' il cuore pulsante del palazzo, la biblioteca privata di Mariano Fortuny. È un luogo magico, una Wunderkammer, è uno spazio, veramente il cabinet d'amateur, no? Oltre a tutti quelli che possono essere gli oggetti di collezionismo tra naturali, artificiali, ma poi c'è questa collezione di libri incredibili, volumi di arte tecnica, di storia dell'arte, tecnica, scienza, chimica, fisica, ingegneria, perché poi era appunto un autodidatta. Temi naturalistici, vedo qui il mio collega del Museo di Storia Naturale, torniamo a lavorarci su questa cosa, quindi veramente una conoscenza a 360 gradi, ma soprattutto, ecco, io dico sempre, all'interno di quello spazio, la biblioteca, è possibile leggere quello che fu quello che è stato, che è il background culturale, artistico, estetico dei coniugi Fortuny, perché abbiamo un patrimonio incredibile, che sono quegli album che si vedono dall'esterno, rilegati da Henriette con le stoffe Fortuny, e sono un immenso è un immenso prontuario, diciamo, proprio lo strumento di lavoro, i motivi decorativi utilizzati da Fortuny. Sono raccolte di fotografie che vengono catalogate, vengono divise per soggetto, ordinate in modo veramente molto, molto rigoroso, molto meticoloso, e sono poi appunto queste fonti di ispirazione, perché a volte, approfitto di questa platea veneziana, a volte si
crede erroneamente in qualche modo che Fortuny abbia semplicemente riprodotto dei tessuti antichi con la tecnica della stampa. Cos'è la particolarità del tessuto Fortuny? Il fatto di essere riuscito a ricreare quella che è la matericità, la ricercatezza, la ricchezza di un tessuto antico, come poteva essere il damasco, il broccato, ricreando quell'effetto dell'alto a basso, del rilievo, e dando quindi l'impressione, no, di un tessuto operato, quando in realtà è realizzato con la tecnica della stampa. Ecco, non è proprio così, è anche così, ma l'operazione che fanno i Fortuny, e sottolineo i Fortuny, è un po' più articolata, un po' più complessa, nel senso che, ecco, io dico sempre che nei loro tessuti è come viene riportata, diffusa, no? C'è una grande enciclopedia di storia dell'arte del mondo, proprio perché sono riversati in questi tessuti dei motivi decorativi che possono provenire dalle arti applicate, dalla pittura, da elementi architettonici, e quello che fa Fortuny è riutilizzare, che fanno i Fortuny è riutilizzare, riportare in vita questi motivi decorativi, questi simboli, che in modo molto filologico, senza alterarli, ma unendoli, cioè il fatto proprio di mettere assieme l'elemento giapponese con l'elemento copto o medio orientale di ogni epoca, quindi veramente linguaggi appartenenti a culture, tradizioni molto lontane nel tempo, nello spazio, ma unite in un unico grande linguaggio universale. Quello che ci sta dicendo è sostanzialmente anche questa capacità di tenere insieme la tecnica e l'arte, Sì. la tecnica e la bellezza nella sua unicità. Però, per evitare equivoci, voglio dirlo con chiarezza, questo non è un libro biografico, non è la storia di Mariano Fortuny, è un labirinto di sentimenti e di relazioni. E vorrei chiedere ad Anna, ci abbiamo credo anche un po' verso la conclusione, perché non lo so, ma insomma è più di un'ora che stiamo parlando. E c'è un'immagine in questo romanzo che apre e chiude, è un angelo che tiene tra le mani una grande lumaca. Sì. Detta così io mi fermo. No, svelando questo si svela un po' tutto, perché era proprio la cosa da non chiedere. No, non è che no. Allora, scherzo. No, scherzo. Ci sono delle immagini, certo, ci sono delle immagini che in qualche maniera segnalano l'inizio, soprattutto dal punto di vista del personaggio fittizio della ragazza sedicenne che poi cresce e si avvicinerà a una rivelazione, nel momento in cui peraltro indosserà un Delfos del colore giusto per lei, no? C'è un po' anche questa idea della magia di cui mi piace pensare che vengano accusati anche i Fortuny. La chiocciola e l'angelo che sorregge la chiocciola sono un segnale. La giovane Luz ha perso la propria madre, e quello è una specie che è sua madre che l'ha inviata a Venezia con una scatola con dentro un Knossos e con il labirinto la sigla di Fortuny sul coperchio, e una frase che lei ricorda. Ci sono un po' di fantasmi, no? Anche in questa storia, anche Mariano Fortuny poi avrà dei contatti in qualche maniera con il proprio padre
E l'immagine della chiocciola non è un'immagine, dell'angelo con la chiocciola non è un'immagine così astratta, in realtà spiega esattamente alla fine E le quindi origini. lo dovete leggere. Ecco. Questo è il senso dell'operazione. No, penso che abbiamo... Non lo so, perché sono le no, però volevo dire ancora una cosa, poi veramente insomma, siamo aperti, ma è stato detto di Fortuny, di questa sua applicazione alla bellezza e questa sua ostinazione creativa. In piccolo o comunque nelle sue dimensioni, questo libro fa questa operazione, ci ricorda non solo astrattamente il tempo della lettura, che è un tempo non industriale, non è un tempo performativo, non è un tempo dell'efficienza, ma è un tempo libero, aperto. Quindi questo racconto piega, fatto di pieghe, in cui c'è questa intersezione aperta e ininterrotta di piani diversi, è un modo anche per costruire uno spazio-tempo diverso rispetto a quello della superficie delle cose. Quindi da questo punto di vista non è un libro come dire, che fa l'eco delle cose, ma crea un suo mondo, ecco, e invita il lettore a entrare e non solo a partecipare, ma a costruirlo insieme al libro e in qualche modo a ricostituire con il libro un modo di sentire le cose. Ci sono i colori, ci sono gli odori, è stato detto, ci sono le parole, ma ci sono gli spazi bianchi fra le parole, quelli che non siamo più capaci forse di cogliere. Noi usiamo le parole, ma non sentiamo più che tra una parola e l'altra c'è l'arbitrarietà del vuoto che le separa, che le può far essere qualunque cosa da questo punto di vista, il possibile, l'inaspettato, l'imprevedibile. Questa è la qualità che secondo me, come nella modestia della mia lettura, insomma, mi è sembrata una grande qualità del libro. Vogliamo andare a leggere c'è un brano, insomma, che in questo senso mi sembra e ci sembra e sembra soprattutto ad Anna particolarmente significativo. Non è una conclusione, ma è un'illustrazione in qualche modo di quello che abbiamo tentato di raccontarvi. Eccolo qua, dura 25 minuti e quindi preparatevi. Semplice, significato facile, composto da un solo elemento, sobrio, modesto, dal latino simplex, composto dalla radice sem, uno solo, e da quella di plectere, piegare. Appena compiuti 12 anni, Luz si era ammalata. Esther, la madre, che si era presa cura di lei giorno e notte, si era accorta che la figlia cercava di risparmiare le parole, quasi ne avesse a disposizione un numero limitato. Per questa ragione, appena la febbre si era abbassata, le aveva parlato del termine semplice. È uno dei primi concetti che impariamo ad esprimere. Però la sua etimologia è interessante. Qui c'è qualcuno che di etimologia se ne intende. Ci dice che il semplice non è un origami piegato 1000 volte in maniera studiata, ma qualcosa di piegato una sola volta. Certo, per rappresentarlo sembrerebbe più logico scegliere qualcosa di non piegato affatto, sarebbe molto semplice. Eppure, questa immagine della piega singola ci dice che semplice non è qualcosa di ovvio. Per comprenderlo va comunque aperto, va spiegato. Luz, sulla difensiva, le aveva chiesto se le stesse facendo tutto quel discorso perché pensava che lei fosse tonta. Ma no, proprio il contrario, si era schermita Esther. Una persona semplice non è un personaggio tortuoso, certo, ma neppure stereotipato come un foglio liscio. La persona semplice non nasconde ombre o doppi fini, però non è mai banale e si offre solo a chi vuole intenderla. Io direi che aggiunta.
aggiunta. No, va bene. No, aspetta, no, perché non vogliamo abusare, però aggiungo, Lo fermiamo. no, ci assumiamo la responsabilità di fronte all'autore di saltare alcuni piccoli periodi e di andare al sodo. A volte il destino sembra inestricabile, anche se segue un disegno prestabilito, come quello che tessono la trama e l'ordito. Però può succedere che il tessuto si fletta, mettendo in contatto due lembi di stoffa che non avrebbero mai dovuto toccarsi. E siccome una piega di solito non è mai sola, l'effetto si espande in un succedersi di plissé che inducono a movimenti imprevisti e nuovi incontri, provocando la danza dagli esiti incerti che qualcuno chiamerebbe libertà. Grazie. A voi? Surgi! Grazie a tutti.